In questi giorni qui dalle nostre parti nell'Agrigentino ci sono delle giornate bellissime, dei tramonti veramente eccezionali, però sono delle giornate un po' traditrici perché per esempio oggi mi mancano due ospiti, nel senso che un po' di febbre, un po' di mal di gola ci ha tirato questo brutto scherzo, però devo dire veramente che sia personalmente mi sono recato sul lungomare di San Leone, ma anche tanti altri amici con foto e con video hanno messo in evidenza dei colori, dei riflessi veramente eccezionali. Anch'io in un post su Facebook ho detto che ci sono milioni di posti bellissimi nel mondo, però insomma il nostro non è da meno e in questo periodo specialmente ci offre delle suggestioni veramente belle. Voi siete ancora una volta con Target, il programma che vi entra gentilmente senza prepotenza dentro casa il mercoledì sera in prima serata e poi durante le altre programmazioni nel corso della settimana, l'LCN 92 del digitale terrestre, Televideo Agrigento che è ancora con voi in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale. So che abbiamo il sito internet in manutenzione, per fortuna siamo in streaming, almeno quella finestra resiste, speriamo di aggiustare il tutto tra poco, comunque voi ci vedete anche su YouTube perché poi noi carichiamo la nostra puntata su questo eccezionale veicolo di comunicazione, quindi si può rivedere con comodo al di fuori degli orari standard della nostra trasmissione. Anche per questa settimana è l'11ª puntata della stagione 2019-2020, parleremo di cose interessanti, attuali, parleremo un po' di politica, di amministrazione, di associazionismo, anche di sport, di cultura del volersi bene. Spero tanti argomenti che vi aiuteranno a resistere un'ora circa, quella che è la durata canonica della nostra trasmissione. Allora passo subito a presentare gli ospiti della puntata odierna, iniziamo dalla mia sinistra, con me c'è Carmelo Castronovo, lui è il presidente dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la sezione di Favara. Buonasera. Continuiamo con il collega giornalista e da qualche mese anche assessore al comune di Porto Empedocle, Calogero Conigliaro. Buonasera. E poi abbiamo un componente dell'associazione minori in primo piano Onlus, si chiama Marco Castelli. Buonasera. E infine Sergio Scordino, che ho scoperto proprio adesso essere il figlio del mio mitico professore Lillo Scordino, nonché pluricampione siamo over 70 adesso, over no? 70, over sì, 70, in categoria 70 anni. Over 70 nei Langi. Sergio Scordino è nutrizionista nonché vicepresidente di Opes Agrigento. Buonasera a tutti. Allora, Calogero, le due sedie possono indescambiarsi, cioè nel senso che io sono il conduttore e tu l'assessore, ma oltre 10 anni fa io ero assessore e tu eri giornalista, insomma, sono due sedie completamente diverse, però la persona è uguale. La persona ovviamente è uguale, però l'esperienza di giornalista chiaramente fa sì che diciamo che le politiche fatte a Porto Empedocle degli ultimi 10 anni siano conosciute e poi bisogna anche dire che la comunicazione è anche importante all'interno di un'amministrazione. Beh, prima descrivevi e scrivevi tu quello che succedeva nella bellissima Cetta Marinara, adesso siamo noi che la descriviamo. E come mai questo passo, Calogero? Ma diciamo che io nei periodi precedenti avevo fatto anche delle pubblicazioni, dei libri, tutta una serie di cose, ma mi ero occupato anche come presidente di Sito Storia di una serie di politiche, di progettazioni culturali, seconda guerra mondiale, Camilleri, itinerari turistici, quindi alla fine ho avuto la possibilità da, tra virgolette, amministratore di poter portare avanti questi progetti. Il tuo ramo infatti è la pubblica istruzione, la cultura, la biblioteca, insomma, sì. Devo dire che delle strade attinenti al tuo percorso. Sì, ma più che altro come operatore culturale, non tanto quanto giornalista, però non ti nascondo che giornalista io ho lavorato per il Quotidiano di Sicilia per 10 anni, anche su Porto Empedocle e soprattutto su Porto Empedocle, quindi un po' dove andare a mettere le mani per portare avanti certe politiche, diciamolo,
mi è stato utile, e poi devo dire che con la Carmina, con l'amministrazione comunale, con i miei colleghi ho trovato in questi 2 mesi e mezzo un'ottima collaborazione, e infatti qualche risultato è già arrivato. Bene, parleremo allora di quello che è successo in questi tuoi 2 mesi e mezzo di amministrazione e quelle che sono le prospettive nel prossimo futuro. Carmelo Castronovo, un gradito ritorno a Target, insomma, non è la prima volta che sei presente sotto varie vesti, in questo caso con l'ANPI, perché dalla prossima settimana, dal 20 al 27, c'è la settimana speciale. Una settimana speciale perché, Carmelo? Ma speciale intanto perché il giorno della memoria, che in Italia sì, è stata istituita nel luglio del 2000, è per ricordare, ma non solo per ricordare, per rivivere e per fare in modo che quelle cose non succedano più, per ricordare appunto le ultime tragedie dell'ultima guerra mondiale, che è stata di una gravità eccezionale. Giorno 27 di gennaio è la ricorrenza della giornata della memoria in relazione all'Olocausto, però insomma poi si associano anche in questo contesto tutte le tematiche, insomma, che si mettono ormai al centro dell'attenzione. A Favara questa giornata, diciamo, dura una settimana, ecco, sì, avete un po' allargato l'iniziativa. A Favara ci siamo inventati la settimana della memoria perché c'erano 2 cose che coincidevano. Noi abbiamo 7 istituti scolastici a Favara, 4 istituti comprensivi e 3 scuole superiori, e abbiamo pensato di dedicare un giorno per ogni istituto scolastico, e questo ha fatto sì che l'abbiamo intitolata Settimana della Memoria, perché ci sembrava riduttivo, diciamo, in un giorno celebrare tutti insieme 7 istituti scolastici un avvenimento che merita, a nostro parere, di essere ricordato, di essere letto, di essere scovato, perché questo ci ha portato a conoscere anche aspetti che ancora oggi c'è un libro che è recentissimo, proprio di, credo, una decina di giorni fa, che è uscito, che è La Shoah in Sicilia, che della Shoah diciamo internazionale se ne è parlato. Mi sembra come il discorso dei partigiani in Sicilia. Della Shoah in Sicilia se ne è parlato sempre poco, come se ne è parlato pure poco dei partigiani siciliani. Sembrava che i partigiani fossero solo al nord, invece stiamo scoprendo, cioè significa ad oggi ancora si scoprono partigiani che invece hanno dato il loro grosso contributo nella guerra di liberazione. Bene, parleremo di queste iniziative nel corso della settimana che si terrà a Favara e che si concluderà giorno 27 con diciamo, l'esibizione di quello che hanno preparato le scuole di Favara. Conosciamo anche l'associazione Minori in Primo Piano Onlus. Marco Castelli, che ruolo ha in questa associazione e che cos'è l'associazione? L'associazione è nata nel 2014, ha sede a Bergamo, ma si è diffusa un po' in tutta Italia, anche grazie al supporto dei referenti regionali. Io ad esempio sono il referente in Sicilia. Si tratta di un'associazione che mira a diffondere il principio, la cultura della bigenitorialità, ovvero il diritto di ogni bambino a mantenere il rapporto tanto con la mamma quanto con il papà, anche se si separano o divorziano. E certo, il bambino è la parte più debole, sembra, naturalmente, però molto spesso devo dire che alla debolezza del bambino si aggiunge anche una legge che forse non dà pari dignità a papà e mamma. È molto femminista la legge. Da più parti la legge che è attualmente in vigore è la 54 del 2006, è chiamata la legge tradita, perché le intenzioni del legislatore erano quelle di, c'è scritto anche testualmente, garantire ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Evidentemente, se è venuta la necessità di formare questa associazione, forse c'è qualcosa che non va e che bisogna un po' modificare. Probabilmente sì. Ne parleremo durante il corso di questa puntata e conosciamo l'ultimo nostro ospite. Abbiamo detto nutrizionista, vabbè, lo sappiamo cos'è un nutrizionista, e invece Sergio ci dirà che cos'è l'OPES.
L'OPES è l'organizzazione per la promozione sportiva, è un ente appunto di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, tende a praticamente divulgare tutti quelli che sono i valori dello sport, a formare tecnici nell'ambito appunto delle discipline sportive nazionali per quanto è vigente insomma in materia e quanto appunto ci dice il CONI, per cui diciamo, l'OPES ha questo obiettivo di coadiuvare la formazione dei tecnici e di promuovere lo sport a 360 gradi, qualsiasi disciplina sportiva riconosciuta, quindi nell'intero territorio nazionale. E poi naturalmente tu sei nutrizionista, quindi sport, mangiare bene, insomma una vita sana credo che sia la cosa migliore che un uomo e una donna possano fare, no? Beh, sicuramente appunto, è un binomio inscindibile, infatti la mia professione di base è appunto quella di essere un dietista, mi occupo di nutrizione, però sia perché sono un figlio d'arte, appunto papà è una vita che fa sport, sia perché non vedo io questa grossa differenza diciamo, nella tematica, perché se si fa nutrizione si mangia bene, si vive bene, bisogna anche fare attività fisica. Ho deciso di trasformare una passione anche in lavoro per questo motivo. Insomma, ma l'ho visto sogno ipita, vedendo voi, insomma, quello un pochettino più che ne ha bisogno forse di entrambe le cose, sono veramente io. Bene, questi sono i nostri ospiti, con loro avete visto, insomma, avete sentito, parleremo di cose veramente interessanti e voglio ritornare con Calogero Conigliaro. Dicevamo circa 2 mesi e mezzo fa, il dire sì al ruolo di assessore nell'amministrazione comunale di Porto Empedocle, subito il suo ramo. Calogero, la cosa più istantanea che ti viene in mente di ricordare in questi 2 mesi e mezzo di azione amministrativa? La cosa migliore che è capitata è stata quella io avevo promosso un ponne con la scuola, con l'istituto comprensivo Pirandello, in particolare con la scuola media Luigi Rizzo, un ponne su testi e luoghi nella vigata di Andrea Camilleri. In quell'occasione avevamo preso contatti con l'editore Sellerio, che ci aveva dato disponibilità generica di dare qualche volume per il comune di Porto Empedocle, quindi per la biblioteca e anche per le scuole di Porto Empedocle. Appena nominato assessore me ne sono ricordato e quindi ho parlato col sindaco Carmina, abbiamo chiamato Sellerio e Sellerio ci ha dato la disponibilità di 438 volumi, tutti i volumi di Andrea Camilleri in triplice copia, più una duplice copia di 50 volumi scelti, dove c'erano saggistica, altri autori di narrative, e questo ha fatto sì che per le nostre scuole e anche per la nostra biblioteca ci sia la possibilità di avere un rinforzo culturale che da anni non c'era. Ma d'altronde poi la 640, no? L'hanno nominata la strada degli scrittori, parte proprio da Porto Empedocle, insomma, la vogliamo sfruttare, questo titolo lo vogliamo sfruttare. Fra l'altro io per la 640 avevo lavorato da ricercatore storico, infatti poco fa parlavamo giusto, capita di avere il presidente di una sezione dell'AMBI, ma come tu sai io con Siccio Storia mi sono occupato di seconda guerra mondiale e proprio per la strada degli scrittori avevo curato una mostra che ancora oggi è esposta alla torre di Carlo V sui luoghi descritti da Andrea Camilleri nella seconda guerra mondiale. Quindi diciamo che di strada degli scrittori ho rapporti diretti con Felice Cavallaro da anni e con Gaetano Pentolino, loro hanno lavorato per questa idea che è importante, perché se c'è una speranza oggi per la Sicilia è una speranza legata alla promozione del territorio enogastronomica e turistica e spesso quindi si coniugano le due cose. Lo sviluppo è quello, insomma, l'economia deve arrivare da lì. Una buona parte sì, anche se io non sono uno di quelli che pensa che solo il turismo può mantenere una regione, io sono uno di quelli che pensa che il turismo è un qualcosa di fondamentale, ma a fianco bisogna mettere altri pilastri che sono magari il settore minerario, il settore di una piccola industria manufattiera, ma anche una situazione anche l'enogastronomico, il vino, certi cibi che sappiamo fare noi, l'agnello Pasquale di Favara è una di queste, le arance di Ribera, il pistacchio di Raffadali. Diciamo che a noi non ci mancano questo tipo di risorse e bisogna puntare sulle eccellenze. Purtroppo devo registrare, perché prima di fare l'assessore ho
fatto la mia gavetta. Facevi il critico? No, il critico, facevo il giornalista più che altro, ma facevo anche l'operatore culturale. Noi parliamo di turismo, ma per quelle risorse culturali del territorio non si è fatto assolutamente nulla. Noi abbiamo fatto di tutto. Noi siamo fermi sempre alla cosiddetta potenzialità, è un luogo a grande potenzialità turistica, però la potenzialità va a parte, cioè, No. fermi sui blocchi di partenza. Insomma. Ma parlassimo solo di questo, ci potremmo manca mettere la firma. qualcosa che è primaria secondo il mio Carmelo, punto di vista, perché su questo argomento io mi appassiono pure. Se non ci sono le infrastrutture, ecco, certo, tutto questo diventa fantasia. Si sta aprendo una linea dal mare, poi magari ne parliamo. Se io per spostarmi da Trapani a Ragusa, non parliamo dei mezzi pubblici perché è impossibile. Non ci sono quasi. Ma con un mezzo privato ci devo impiegare dai 5 alle 6 ore. Ripeto, non parliamo di treni o di pullman perché non esiste. Per questo ci vuole tutto il contorno. Oggi insomma. Che la mobilità sia umana che delle merci è la cosa essenziale in Sicilia, perciò c'è infrastrutture che siamo all'anno zero. Per dirla alla No, ma io non volevo... Vengono le cose che dicono. Come diceva Calogero, per dire alla gastronomica, abbiamo delle ottime materie prime, però ci vuole anche il cuoco e lo chef che sappiano cucinare. Non volevo dire questo io però, io non mi riferivo a questo. Io mi riferivo che noi abbiamo avuto una marea di archeologi, con la nostra università che c'era, ad Agrigento pare che adesso ai beni culturali forse qualche problemino serio ci sia. Abbiamo avuto tutta una serie di persone che si sono laureate, abbiamo avuto tutta una serie di cose, però siccome la pubblica amministrazione era piena a tappo, poi le possibilità di occupazione per quelle persone che erano state formate con tanti sacrifici dall'apparato pubblico e dai sacrifici delle famiglie, morale della favola, sono emigrate sane tutte oltre Roma, chi all'estero, chi in Nord Italia, per cui io penso che se si vuole parlare di cultura noi dobbiamo iniziare a riaprire i concorsi nelle soprintendenze, nei parchi archeologici e in tutta questa situazione, e poi dare anche una serie di finanziamenti a quelle associazioni culturali che stanno lavorando su questo. A Portembello che abbiamo una buona notizia, perché proprio ieri abbiamo presentato un progetto Galle, proprio turistico, dove c'è un partenariato di privati, quindi operatori come B&B, hotel, anche persone che si occupano di enogastronomia e anche di associazioni culturali. Io di questo ho collaborato col collega al turismo, tutto coordinato da Ida Carmina, e finalmente c'è un progetto poi interessante perché si chiama Mari e Monti ed è consorziato tra Raffadali e Porto Empedocle. Bene, e questa è una strada da percorrere. Poi ti chiederò anche qualche piccola notizia sulla Torre Carlo V, l'avevi accennata tu, insomma. Tu sai che io sono parte in causa, quindi sì, so che sei parte in causa. Lo so molto bene. Allora, Carmelo Cascionova, questa settimana, il quarto anno mi sembra che si fa a Favara, si coinvolge tutte le scuole, le tematiche della Shoah, del razzismo, dell'antisemitismo, ma naturalmente soprattutto anche del senso civico che ci deve tenere uniti. Come sarà questo percorso? Allora, noi incominciamo lunedì giorno 20 con il liceo King di Favara, ma a giro poi faremo tutte, fino a sabato, tutto il resto degli istituti. Per poi il giorno 27, diciamo il giorno finale, al Teatro San Francesco con tutte le scuole, ovviamente tutti i presidi, la sindaca e quanto altro, dove ogni scuola rappresenterà un pezzettino di quel lavoro che ha preparato nella propria scuola. Quindi c'è anche un percorso preparatorio, insomma, e vi garantisco, stavo arrivando proprio lì, vi garantisco che i ragazzi, ovviamente guidati dai docenti che sono bravissimi, preparano lavori che sono eccezionali, perché ognuno prepara quello che ritiene opportuno, chi poesie, chi canti, chi recite, chi letture, insomma c'è un po' di tutto, proprio per ricordare quello che è successo, ma questo va anche abbinato, per evitare di parlare solo di cose antiche, va abbinato all'attualità. Certo. Tanto per dirne una, non so, il bullismo, il femminicidio, sono tutte, diciamo, soprusi, sono tutte intolleranze che non si possono legare bene assolutamente con la democrazia, e sono queste cose che noi dobbiamo insegnare ai ragazzi. Non era pensabile, non è pensabile, io non riesco a capirlo, come che in Italia, uno Stato fortemente democratico e di diritto,
una donna di 93 anni debba essere sotto scorta perché il suo unico limite, il suo unico problema è stato quello di essere stata una partigiana, una deportata all'età di della senatrice a vita Segre. Se nel 2020 devono ancora succedere queste cose, vuol dire che nell'attualità c'è qualche problema che dobbiamo affrontare e risolvere se vogliamo essere uno Stato democratico. Facendo un discorso, collegare il passato con il presente. Facendo un discorso al ritroso, Carmelo, in quello che sono stati i precedenti 3 anni di questa settimana della memoria, come hai visto i ragazzi, i giovani studenti? Partecipi, coinvolti, o perché sì, lo dovevano fare in quanto... non ho nessun motivo, io dico, per elogiare i ragazzi, se non quello perché è così. La partecipazione è stata sentita. Io ne ricordo solo uno perché è stato probabilmente il momento più alto, quando l'anno scorso abbiamo fatto una recita su un partigiano che è pure di Favara, che è Calogero Marrone. Era una follia pensarla, ma alla fine è andata meglio di come si pensasse. Abbiamo messo insieme un po' di ragazzi, sempre da tutti gli istituti, perché il nostro modo di lavorare è coinvolgere tutti, dalle scuole medie anche ai bambini delle elementari, perché fanno cose eccezionali. Abbiamo messo insieme 25 ragazzi che non si conoscevano neanche. Abbiamo avuto la fortuna di avere un regista che è anche un nostro, diciamo, l'anno scorso era al King, insegnava al King, ma è un attore di Sciacca, che è Franco Bruno, non so se lo conoscete, che ha saputo dirigere questi ragazzi, e con impegno abbiamo per 3 volte replicato questo teatro su Marrone. I ragazzi erano entusiasti, non l'hanno fatto perché era un dovere scolastico, perché tra l'altro era fuori dall'orario scolastico. Si sono preparati di pomeriggio, fuori dall'orario, perché mettere insieme i ragazzi di diverse scuole solo fuori dall'orario scolastico era possibile. E vi garantisco che anche nelle preparazioni dei singoli istituti i ragazzi si impegnano, ovviamente perché sono diretti o quantomeno inculcano bene questi valori per cui noi stiamo lavorando, per cui noi seminiamo. Abbiamo scelto le scuole perché le scuole è il nostro futuro. I ragazzi sono quelli che saranno il nostro futuro e su loro dobbiamo seminare. E poi mi piace questo discorso, come dicevi tu, non soltanto il discorso storico di ricordare quello che è stato, ma che attualmente ci sono, diciamo, anche altre cose da debellare, da combattere nel nostro vivere civile. Tu avevi detto anche bullismo, e credo che in questo caso anche l'associazione Opes ha in essere delle azioni o comunque delle promozioni in tal senso. Proprio qualche giorno fa avete fatto anche voi qualcosa con la scuola, Sergio Scordino? Sì, sabato 11 Lopes, diciamo, ha fatto da collante in tutto questo insieme alla dottoressa Antonella Gallo Carrabba del Centro Anti-Stalking e Antiviolenza, però l'evento in sé per sé è stato organizzato da 2 associazioni sportive, quella nostra che è la Informa e la 10ª Legione Ares di Sciacca. Entrambi siamo Legio Steam, quindi centri ufficiali per quanto riguarda la Sicilia della Legionarios League, quindi un'associazione che si occupa di sport e di arti marziali miste. Abbiamo appunto organizzato e abbiamo fatto una tappa, perché in realtà il progetto già esiste sul territorio nazionale, ha fatto già diversi appuntamenti, non era mai venuto praticamente qui in Sicilia a farlo, quindi è stata a oggi la prima e unica tappa su Agrigento, l'abbiamo fatta al liceo Politi di Agrigento appunto. Abbiamo organizzato una giornata contro il bullismo, dove il nostro caposcuola Alessio Sacara, che è un personaggio noto a tutti, un fighter a livello internazionale, praticamente ha tenuto, diciamo, 1 ora e mezza a quello con i ragazzi di quella fascia d'età, quel target particolare, dove praticamente ha spiegato quindi come riuscire a combattere il bullismo e il cyberbullismo, che sono tematiche attualissime appunto al giorno d'oggi, anche grazie ai valori che lo sport porta praticamente.
E tutto questo grazie anche agli sport da combattimento e da contatto, quindi praticamente come emblema di disciplina, di virtù, di autocontrollo, di rispetto dell'avversario. Certo, quindi... perché non bisogna, ti interrompo Sergio, non bisogna vedere diciamo, gli sport, quelli che sembrano più forti o comunque le arti marziali, eccetera, come le persone che se le danno di santa ragione, insomma, no, perché c'è un lavoro dentro che è non solo rivolto al corpo, ma soprattutto alla persona, al modo di pensare, di rapportarsi con il prossimo. E questo diciamo quello che poi dà quel quid in più, come dicevi tu, anche per esempio per la lotta contro il bullismo. Esatto, infatti spiego sempre che comunque per quando si parla di combattimento, quindi c'è un contatto fra persone, comunque pur sempre uno sport, è disciplinato dalle regole, soprattutto appunto quello che si insegna è il rispetto dell'avversario a 360 gradi, quindi l'obiettivo non è far male all'avversario, è riuscire a dominarlo seguendo ovviamente in funzione di quella disciplina che si pratica, potrebbe essere la box come potrebbe essere la kick, il karate, nel nostro caso le arti marziali miste, quindi noi facciamo dei combattimenti diciamo più particolari dove si lavora a diverse distanze e comunque in tutti i casi il rispetto dell'avversario, quindi è colui che entra come noi praticamente nell'arena dove si combatte, quindi diciamo il massimo del nostro rispetto c'è, perché se non fosse per lui, così come se non fosse reciprocamente anche per noi, per lui praticamente, non si avrebbe praticamente quell'evento sportivo. E poi non a caso forse insomma, le arti marziali sono nate in Oriente, no? Perché loro hanno un percorso veramente particolare, soprattutto per costruire la persona, per costruire l'uomo. E così come vediamo nel cinema, oppure insomma lì è un po' troppo a finzione, Sergio? No, c'è un po' di finzione, ovviamente c'è tutta una costruzione cinematografica dietro quello che noi vediamo nei film, poi dipende sempre dalla tipologia della pellicola, però diciamo, per avere un'idea un po' più chiara di come possa essere ecco, il contatto, basta andare a vedere gli sport da combattimento, quindi pensiamo al Brazilian Jiu-Jitsu, pensiamo al pugilato, pensiamo alla Muay Thai, quindi tutto quello dove c'è un contatto dove non c'è finzione praticamente, quindi dico, si può avere sicuramente uno specchietto un po' più realistico di cos'è il corpo a corpo, la greco-romana, dico in questo praticamente noi in Italia nella lotta olimpica diciamo eravamo campioni in diverse esatto, categorie. abbiamo fatto scuola dico in questo, quindi è quello praticamente che c'è alla base del contatto. E questo tu pensi che possa aiutare ai giovani, agli studenti a crescere meglio e a rapportarsi meglio con i loro colleghi, i loro coetanei? Sì, allora indubbiamente diciamo, il discorso è un po' più complesso, però se restringiamo e semplifichiamo un po' tutto semplicemente guardandolo sotto l'aspetto sportivo, la pratica appunto di una disciplina dove seguire le regole, posso certo. seguire le regole, dove comunque diciamo, riesco ad avere un contatto diretto con una persona, imparo a difendermi, imparo a schivare, riesco ad autogestirmi e autocontrollare meglio la rabbia o gli impulsi, praticamente possono indubbiamente aiutare. E poi ovviamente tutto il discorso dell'autostima, perché sapendo muovere e sapendo controllare il mio corpo sicuramente riesco a gestirlo anche meglio. Bene, bene, mi fa piacere. E poi ti stimolerò anche come nutrizionista, perché insomma, sai, magari avere qualche consiglio gratis invece di andare dal dietologo mi farebbe anche bene. Live, allora. Certo, certo. Allora, Marco Castelli, ritorniamo a questo problema, perché poi un problema perché magari lo è diventato, forse del rapporto che si rompe tra papà e mamma, e quindi del prosieguo della vita, soprattutto in presenza di figli. Mi è sembrato di capire che c'è qualcosa da limare o da aggiustare. Beh, probabilmente c'è un problema, faccio riferimento a quello che ha detto lei poco fa, di una legge potenzialmente femminista. Il punto è questo, secondo me, cioè la lotta tra maschi e femmine si faceva all'asilo. Tutti noi a scuola abbiamo giocato con una lotta tra maschi e femmine, ma da adulti ritengo che si debba andare ben oltre, soprattutto a garanzia dei figli, dei bambini. Per i bambini la separazione e il divorzio è sempre un lutto,
è un vero e proprio lutto. Se a questo lutto si aggiunge la difficoltà di mantenere un rapporto stabile e continuativo tanto con papà quanto con mamma, la situazione si complica e le conseguenze ce le hanno sempre i bambini, sono loro l'anello debole evidentemente. L'intenzione del legislatore, quando è stato riformato il vecchio articolo che disciplinava l'affido dei figli, nel 2006 è avvenuta una riforma conosciuta da tutti gli operatori del diritto, che si chiama 54 del 2006, è questa legge qui, che però molti ritengono appunto una legge tradita, perché in realtà non è stata davvero applicata come molti si aspettavano. In sostanza c'è stata una certa reticenza nell'innovazione, nell'innovare l'ambito del diritto di famiglia. Siamo in una situazione molto simile a quella che c'era prima della legge, cioè si è fatto di tutto per far passare come affido condiviso dei figli di genitori separati o divorziati, ma in realtà si parla di un affido praticamente esclusivo, è quasi come prima, cioè i figli vengono collocati come se fossero dei pacchi postali presso solo un genitore e all'altro genitore viene relegato il ruolo di visitatore. Oppure di andarlo a prendere, insomma, a far... Perfetto. Già in molte sentenze, ad esempio, si legge diritto di visita del papà, di solito è il papà. Il diritto di visita non è un'espressione consona a un genitore è un genitore, non è un visitatore. Il diritto alla bigenitorialità, si chiama così, è un diritto che hanno i bambini, hanno i figli, indipendentemente dal rapporto che intercorre tra i genitori. Cioè un genitore non può intromettersi, ostacolare, danneggiare il rapporto che i propri figli hanno con l'altro genitore. È un diritto dei figli ed è inviolabile. La vostra associazione che cosa riunisce questi genitori, insomma, per Sì. cercare di avere un percorso comune, Esatto, un diritto negato? È un'associazione composta tanto da uomini quanto da donne, che fornisce aiuto, consigli pratici e consulenze professionali ai genitori che vivono una situazione di disagio a seguito della separazione, in cui ovviamente sono coinvolti i bambini. Abbiamo anche iniziato già anche in Sicilia, anche ad Agrigento, le prime accoglienze, ascolti, abbiamo avuto delle richieste di aiuto da parte di papà, e mamme che si trovano in questa situazione e inizialmente forniamo i primi consigli, insomma, informali, e poi vengono indirizzati ai professionisti che sono psicologi, avvocati, in linea con questo obiettivo di mantenere anche dopo la separazione il diritto alla bigenitorialità. Ma nelle statistiche che a volte fanno testo, a volte fanno no, nella separazione ha una valenza numerica alta la conflittualità, oppure si ci arriva, insomma, da buoni amici, ecco, tra virgolette? Il punto è proprio quello. A mio parere tanto le mamme quanto i papà devono rendersi conto che il mestiere di certi professionisti a cui tutti noi ci rivolgiamo ha una finalità. Se un professionista guadagna, ha un reddito sostenendo la conflittualità, purtroppo questo accade, è normale, cioè un professionista, no? Ma la consapevolezza manca, e questo è il punto, cioè un genitore deve essere consapevole che se riceve determinati consigli dai professionisti i quali hanno certi interessi, deve essere consapevole che quei consigli probabilmente sono legati a quegli interessi. Insomma, siete contro gli avvocati, dai? Non siamo contro nessuno, noi siamo solo a favore. Contro certi avvocati. Contro certi avvocati. Noi siamo a favore del diritto dei bambini che sono al centro di tutto. Una separazione non può costituire la separazione dai genitori. E nemmeno un bambino può essere considerato merce di scambio, insomma. Assolutamente, no? E questo capita spesso. È capitato anche dalle nostre parti recentemente, anche la cronaca locale ne ha parlato, di genitori che avevano una sentenza del tribunale. Stiamo vedendo cosa? Stiamo vedendo alcune attività sociali svolte dall'associazione. Siamo in attivo dal 2004.
E in giro per l'Italia abbiamo svolto diverse attività a favore dei bambini, sostegno, anche abbiamo partecipato alle audizioni in Senato per la riforma della legge di cui parlavamo prima. E aggiungo anche che però qualche passo avanti si sta facendo, ad esempio ad Agrigento non si parla di riforma di legge nazionale evidentemente, non c'è competenza, noi siamo un comune, ma è stato approvato il 28 ottobre il registro della bigenitorialità, che sarà attivo proprio in questi giorni. Si tratta di un registro dove il nome del minore viene abbinato al domicilio di entrambi i genitori, quindi tanto gli ospedali, le scuole, le istituzioni pubbliche fanno riferimento al domicilio tanto della mamma quanto del papà per tutte le comunicazioni che riguardano i bambini. E questo è stato già approvato. Insomma, già viene applicata almeno in questo caso. Si cerca di fare sempre meglio. Evidentemente una riforma è necessaria. Però. Una riforma è necessaria. Bene. Vorrei ritornare al mio collega Calogero perché poco fa accennava al discorso della Torre Carlo V. Voi lo sapete, la Torre Carlo V è il simbolo di Porto Empedocle, un monumento storico importante di proprietà dello Stato, del demanio statale, che era in uso al comune di Porto Empedocle, adesso invece è stato dato in consegna. In consegna non vuol dire, come ha scritto qualche mio collega, forse magari non sapendolo, che la proprietà passa al comune, la proprietà rimane sempre allo Stato, però la consegna, quindi diciamo che tutto quello che concerne l'utilizzo, tutte le cose, passa adesso ufficialmente nelle mani del comune di Porto Empedocle. L'attività principale dovrebbe essere quella del Museo del Mare, ma non solo, Calogero. Allora, spieghiamo la fretta che c'è stata, che poi non è una fretta perché questa querelle su chi avesse la concessione era vecchia, insomma, la pratica era vecchia. Era dal 2012, qualcuno mi diceva. La pratica era vecchia. Cioè dal restauro della torre, e di fatto c'era una concessione assolutamente informale al comune di Porto Empedocle. Qual è il problema? Che se tu non eri concessionario ufficiale non potevi fare nessun piano di musealizzazione, cioè non potevi partecipare ai bandi dell'assessorato regionale ai beni culturali per musealizzare la torre. Insomma, No, perché la capitaneria non poteva farlo. Certo. Lo deve fare il comune, per richiedere i soldi doveva essere nella titolarietà. Appena insediatomi ho parlato col sindaco, sono andato alla soprintendenza, sono andato alla capitaneria col comandante Fusco, che non perché diciamo che è una persona che conosciamo entrambi, ma è una persona valida, anche il soprintendente devo dire, e diciamo che abbiamo fatto un tavolo tecnico. Dal tavolo tecnico è uscito fuori che c'erano dei bandi, ma questi bandi non potevano essere partecipati dal comune fin quando la torre non fosse stata ceduta in concessione al comune. Quindi devo dire che grazie alla capitaneria entro l'anno siamo riusciti a fare ciò. Finalmente la torre è in condizioni di poter fare progetti di finanziamento per un museo. La storia in realtà è abbastanza lunga, perché per la torre poteva chiedersi un finanziamento che è quello dell'Enel come opera di compensazione del rigassificatore, ma lì si entra in una galassia particolare, perché come noi sappiamo il rigassificatore forse non si farà, forse si farà altro. Adesso io sono stato... La concessione c'è, quindi i lavori la concessione c'è, però fatto sta che bisognerà capire adesso queste compensazioni se continuano ad aspettare al comune, che intanto si è preso durante gli anni d'oro 14 milioni di euro, un bell'anticipo, però adesso ci sono altre cose che l'Enel dovrebbe continuare a dare, visto che comunque mantiene la zona. Comunque, Calogero, la torre l'avete voi, insomma, adesso la torre hai qualche subito immediatezza da fornirci, insomma, sì, qualche cosa che stiamo da qui lavorando, ai prossimi mesi ci sarà qualcosa, diciamo, stiamo lavorando a un piano esecutivo di musealizzazione. L'ufficio tecnico con la soprintendenza stanno lavorando per fare tutta una serie, perché per esempio gli intonaci non sono stati all'altezza della situazione fin dall'inizio e ogni tanto cade qualche pezzettino, qualche cosa. Molto umidità sale da sotto. Sì, molto umidità, ma anche i materiali probabilmente non erano quelli giusti da mettere. Quindi stiamo facendo un nuovo piano che sia di musealizzazione ma anche di intervento sulla torre. Poi ci sono anche il problema delle barriere architettoniche, perché lì poi si va in una battaglia interessante, perché ascensore sì
o ascensore no. Se vuoi tutelare il Fruibilità monumento... per tutti, sì, allora c'è l'ascensore, no, però non lo puoi toccare. E allora come E allora lì ci sono scuole di pensiero su cui ci stiamo confrontando, i vari attori, quindi soprintendenza e comune, su tentare di trovare un compromesso. E per il resto, quindi, la prima cosa da fare è la musealizzazione. Perché la musealizzazione urgente? Perché noi abbiamo già delle buone notizie. Porto Empedocle che ci lamentiamo su alcune cose, a lamentarci abbiamo perfettamente ragione, perché per esempio sulla pulizia deve essere fatto qualcosa, e lo spazzamento non è sufficiente. Abbiamo anche dei problemi di qualche simpatico incivile che butta le sacchette di spazzatura, ma questo è dappertutto, ma non perché avviene dappertutto, non si deve combattere. Certo. Quindi la città deve essere più pulita, tutti dobbiamo collaborare affinché questo avvenga, anche le ditte che devono fare il lavoro anche meglio di come lo fanno, soprattutto di scerbamento e spazzamento. Il mio collega ha chiesto, diciamo così, di risolvere questa situazione, a breve penso che ci sarà un incontro. E poi oltre questo, quindi noi abbiamo delle buone notizie, che la stazione ferroviaria, dove la Fondazione Ferrovie dello Stato ha realizzato un museo, che è la Ferrovia dei Templi, quindi il museo o stazione ferroviaria di Porto Empedocle, che però è collegata con la Ferrovia dei Templi, che è una delle ferrovie turistiche previste in Italia, presente in Italia. Quel piccolo crollo, insomma, è stato No, stanno lavorando molto bene quelli delle ferrovie. No, perché non arriva più a Porto Empedocle, purtroppo. Allora che succedeva? Che arrivavano i turisti, si imbarcavano dai treni e andavano sugli autobus. Noi vogliamo invece che i turisti restino a Porto Empedocle, però dobbiamo dargli qualche cosa di appetitoso per restare, che è la via Roma, che così com'è è abbastanza piacevole, ovviamente migliorando anche la pulizia, e poi c'è da aggiustare, da fare un bel museo alla Torre di Carlo V. Quando dice che cosa c'è da visitare a Porto Empedocle, c'è il museo della Torre. E poi già si pensa di qualche fare altro aveva parlato, credo che anche voi immersivo. Potete essere d'accordo di questa triangolazione, no? Porto Empedocle, Agrigento, Realmonte, che potrebbe veramente essere un triangolo d'oro. Premesso che non sei d'accordo? Poi, oltre a questo, ti rispondo, c'è anche la questione che Pasqualino Monti ha annunciato al convegno dell'autorità di sistema portuale che Porto Empedocle diventerà un approdo importante per le più grandi compagnie crocieristiche che sono presenti nel Mediterraneo, e quindi ferrovie da un lato. Sarà firmata la concessione entro l'anno e sarà operativa nel 2021, insomma. Allora, possiamo dirlo. Ci siamo trovati ad avere la Scala dei Turchi ad ovest, comune di Realmonte, ed esiste l'Unione dei Comuni Vigata Scala dei Turchi tra Porto Empedocle e Realmonte. Dall'altro lato abbiamo la Valle dei Templi e noi siamo il porto della Valle dei Templi, il porto della Scala dei Turchi. Su questo bisogna puntare, e bisogna dire anche che a Palermo pare che stiano lavorando bene. Fondamentale problema, e io me ne sono occupato per 10 anni di questo, è il dragaggio del porto. Poi abbiamo anche una serie di commerci. Sicuramente il dragaggio dell'imboccatura del porto, sì, insomma, dal punto di vista tecnico, nel senso che i fondali tempo fa sono stati, diciamo, un po' modificati, e noi abbiamo in banchina anche 9 metri, 8,50 metri, però poi c'è la strettoia dell'imboccatura che arriva a 7,30, 7,50, massimo 7,60, e quindi sì, io non posso entrare, poi non mi posso mettere Quindi abbiamo questo grave problema e lì il Movimento 5 Stelle deve e può dare una buona mano d'aiuto, perché il fatto che il sindaco di Porto Empedocle abbia ottimi rapporti con Cancellieri, che è alle infrastrutture, e questo può dare sicuramente un contributo. Infatti spero che si crei una sinergia tra il comune di Porto Empedocle e l'autorità di sistema portuale, che sta lavorando, ripeto, bene. E poi si vede, non lo so se l'avete visto, c'è le demolizioni. Il mostro si è demolito e 2 dei 4 silos sono già stati demoliti, insomma, l'inversione si vede. Ovvio che lì, ecco, permettetemi di dire qualche precisazione, perché poi dobbiamo capire che la programmazione del territorio non è un gioco, perché con i social network ormai siamo arrivati al livello di fiaba quotidiana, cioè ogni tanto qualcuno, perché ormai sono diventati tutti tuttologi del web, per cui oggi vedevo alla zona industriale... Ogni pagina Facebook è una testata giornalistica regolarmente iscritta al tribunale. A parte questo, ti voglio dire, per esempio vedevo un parco giochi fatto nella zona ASI, dove doveva essere vista il
doveva essere realizzato il rigassificatore. Ora si parla di non realizzare il rigassificatore dai piani che ho visto, perché il sindaco l'ho accompagnato io al convegno di Palermo, dai piani dell'autorità di sistema portuale si vede che in realtà si pensa di realizzare un terminale per il rifornimento di gas per le navi da crociera e non per le gasiere, per tutte le navi che funzionano a gas, sì. E quindi realizzare lì un importante approdo che porterebbe al porto di Porto Empedocle tantissime navi al centro del Mediterraneo. Noi sappiamo che adesso c'è anche la via della seta, quindi il Mediterraneo è mare trafficatissimo, un porto di rifornimento anche per le navi. Questo potrebbe essere un fatto che attiri a questo le navi da crociera, a questo le solite navi dell'Italcali, perché noi abbiamo anche questa risorsa che è l'Italcali, che non va dimenticata, quindi tutta una serie di cose. Però Porto Empedocle resta la città di Andrea Camilleri e su questo bisogna anche realizzare degli itinerari turistici insieme al museo che stiamo lavorando, e per finanziare questi itinerari turistici abbiamo presentato un paio di giorni fa il Galli insieme al comune di Mi fa piacere sentire questo entusiasmo, Calogero. Così più che entusiasmo è realismo. Vabbè, si deve andare avanti, uno deve essere entusiasta, ci deve credere, poi insomma il percorso deve essere quello. Ritorniamo a Carmelo Cascianuovo, questa volta nella sua qualità di Ampi. Lo aveva detto prima che fino a qualche tempo fa insomma, nessuno parlava di partigiani siciliani, partigiani di Favara, che hanno fatto la resistenza e che hanno contribuito alla nascita dell'Italia repubblicana. Un lavoro fatto da studiosi privati, agevolato e amplificato anche dall'Ampi, e sono venute fuori delle belle storie, delle belle realtà, Carmelo. Assolutamente sì, perché ripeto, probabilmente pure io, non so, 10 anni fa, non parlo di un secolo fa, mi dicevo, ma i partigiani, La resistenza Sicilia, era dall'Emilia Romagna a salire, insomma. Bravissimo, era pensata così. Invece gli ultimi studi, uno dei partigiani, al di là di tuo papà, che io ho il piacere di aver conosciuto, di esserci stato amico, amico del figlio, quindi già il partigiano, diciamo, uno dei più importanti, ecco, è sicuramente Calogero Marrone, che fino a 11 anni fa era sconosciuto. I favaresi, me compreso, non sapevamo chi fosse Calogero Marrone. Il merito di aver scoperto Calogero Marrone va a un varesino. Perché varesino? Perché Calogero Marrone si è trasferito per dissidi politici con il podestà di allora, si è trasferito da Favara al comune di Varese, dove ha vinto un concorso, e quindi la sua azione di partigiano l'ha svolto soprattutto a Varese. E questo scrittore, Giannandone, ha scritto un libro su Calogero Marrone intitolato appunto L'eroe dimenticato, perché era passato nell'oscurità, non era conosciuto da nessuno. Da allora, diciamo, è venuto fuori Calogero Marrone. Poi è stato anche nominato il Perlasca di Favara. Il Perlasca di Favara, il giusto fra le nazioni, perché è stato nominato, è stato riconosciuto il giusto fra come le nazioni. Il giusto, perché ovviamente per quello che lui ha fatto nel salvare ebrei, antifascisti e quant'altro a Varese. Ma non solo questo, abbiamo insieme, devo dare atto a Pasquale Cucchiara, che abbiamo messo una stele dove di Favara, no? In Sicilia, abbiamo circa 25 partigiani riconosciuti. Questo per dire che anche la Sicilia ha contribuito alla liberazione d'Italia. C'è un libro uscito recentemente, il contributo dei partigiani, un libro che è stato edito dalla Sellerio. Esatto, e come dicevo, sono diversi docenti. Un altro che è della Vincenzi, che è la Shoah in Sicilia, per dire sono studi attuali, e ovviamente questo significa che la seconda guerra mondiale è ancora da scoprire e da studiare, e quindi Favara ha, diciamo, tantissimi nomi da ricordare, tantissimi nomi a cui dare atto di aver contribuito alla nostra libertà. Se siamo tutti insieme qui a discutere, probabilmente molto del merito è anche loro. Sicuramente. E poi, come dicevamo, questo trasmettere quello che è stato alle nuove generazioni, affinché non accada più. Assolutamente sì, fra l'altro io voglio subito dire che questa settimana della memoria
va insieme all'Istituto Calogero Marrone, quindi insieme all'AMPI, tra l'altro AMPI. Ma Marrone poi è rimasto vivo o l'hanno accoppato? No, è morto a Dakar, È morto a un campo Dakar, di concentramento. sì, sì. Purtroppo pochi giorni prima della liberazione, lui è morto a 15 febbraio del 45, la liberazione è stata, anche se il 27 gennaio è stato liberato il campo di concentramento di Auschwitz, lui era a Dakar e quindi si è arrivati dopo. Poi l'hanno preso come ebreo o come partigiano? Come partigiano. Come partigiano. Perché appunto falsificava la carta d'identità agli ebrei per poter, diciamo, è stato spaziare dichiarato in Svizzera, giusto tra le nazioni. perché Varese con la Svizzera, diciamo, sono vicinissimi, quindi con la carta d'identità degli italiani potevano espatriare, di ebreo non potevano espatriare. E dicevi che la collaborazione tra AMPI e Istituto Marrone. E Istituto Marrone è nella logica delle cose, perché l'AMPI è un'associazione dei partigiani, l'Istituto Marrone è del partigiano Calogero Marrone, e quindi insieme abbiamo, diciamo, svolto con questi 4 anni consecutivi. E io ricordo semplicemente che in questa vicenda, che sembra banale, perché c'è un lavoro dietro di preparazione di questo lavoro che i ragazzi poi portano, perché c'è un lavoro di ricerca, quindi ci sono le famiglie dietro che, insomma, aiutano giustamente i ragazzi alle ricerche. Io credo che in questa settimana riusciamo, in questo mese, non in questa settimana, riusciamo a coinvolgere migliaia di persone, di cittadini, a studiare della Shoah, quindi a conoscerla e evitare che questo possa succedere, perché se uno non conosce la propria storia, quali sono le proprie origini, da dove veniamo, non può nascere uno Stato migliore, perché i nostri errori devono servire a non farlo ripetere più. Lei mi diceva proprio questo, perché questo non avvenga più, bisogna che si conoscano. Bene, ritorniamo a Sergio Scordino, questa volta nella sua qualità di nutrizionista, insomma, è indubbio, lo sappiamo tutti, il mangiare bene oltre al movimento, perché il corpo umano è una macchina, sono i 2 principi fondamentali per vivere nel migliore dei modi. È così, Sergio? Sì, assolutamente, appunto come dicevamo poc'anzi, non si può pensare di scindere le 2 cose, perché star bene è appunto una qualità che bisogna ricercare in maniera psicofisica, e per quanto riguarda la parte fisica dobbiamo sia adottare un sano stile di vita, appunto delle buone abitudini nutrizionali, sia comunque mantenere il corpo allenato e in movimento. E naturalmente buttare via tutto quel cibo spazzatura che purtroppo con la vita frenetica di oggi ha preso l'avvento. Sì. Per fortuna si sta ritornando alle origini. Sì, infatti il junk food è comunque molto presente negli scaffali dei supermercati, nei distributori automatici e comunque nella vita quotidiana un po' di tutti. Però per fortuna, come dicevi poc'anzi, c'è un ritorno un po' al passato, alle origini, quindi si inizia a cercare di nuovo il prodotto biologico, il prodotto a chilometro zero della campagna vicina, il prodotto ittico pescato appunto in zona, quindi tutto quello che è autoctono. Poco fa si parlava anche del pistacchio di Raffadali, ma così come tante altre ottime realtà che noi abbiamo in Sicilia, quindi la cipolla di Giarratana, veramente dico, ne abbiamo a iosa da vendere. Ma la vecchia e buona dieta mediterranea è ancora valida? Assolutamente sì, il principio... Anche perché dicono che dobbiamo un po' diminuire i carboidrati, lì pane e pasta la fanno da padrona, insomma. Si parla del principio generale della dieta mediterranea, quindi tutto quello che in realtà la dieta mediterranea non configura una vera e propria dieta. Diciamo, negli anni poi gli studi hanno dato delle percentuali di introito di carboidrati, proteine e grassi, però in realtà come dieta mediterranea si intende tutto quello che nel bacino mediterraneo appunto deve essere consumato, quindi la stragrande maggioranza dei prodotti ittici, perché ovviamente il Mediterraneo deriva proprio da quello. Preferire il pesce alla carne, questo soprattutto. Quello sì, poi tutti i prodotti ortofrutticoli di stagione, quindi anche lì noi abbiamo una varietà di prodotti veramente infinita, di colori, abbiamo verdure da frutto, da foglia, c'è veramente di tutto, una varietà immensa e che non riguarda soltanto l'Italia, ma appunto tutti i paesi limitrofi. Devono essere coltivate bene però, perché io ho visto certe zucchine, certi peperoni, insomma, che se non li spingi non vanno oltre.
Beh, infatti anche in questo dico, si deve, ovviamente dico, senza tralasciare tutto quello che potrebbe essere il progresso agricolo e tecnologico, però dico il ritorno al passato rientra anche in questo, quindi come si coltivava praticamente una volta il prodotto e anche lì ridimensionare un pochettino le quantità. Andiamo a quanto? 1500-1800 calorie? È estremamente o non è soggettivo. soltanto il discorso di calorie ma anche della tipologia delle cose che introitiamo? Allora, si può parlare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Comunque non è soggettivo, quindi non si può praticamente dare un bilancio uguale per tutti, si può parlare di linee guida, di buone norme un po' per tutti, per sapere realmente il dispendio energetico che è soggettivo bisognerebbe andare a fare degli esami di composizione corporea, una valutazione del metabolismo e poi da lì andare quindi a strutturare una vera e propria alimentazione. Però ci sono delle linee guida perfette, ad esempio bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, diminuire a massimo gli zuccheri raffinati, limitarsi Aumentare i col prodotti. sale, insomma, ecco, Sì, queste quelle sono sono delle piccole appunto- cose Sei che diventato- anche le nostre nonne ci sei dicevano, diventato un esperto. però non lo mette in atto. Sì, quelle appunto sono linee guida, quindi sono delle buone norme che un po' tutti dovremmo diciamo, seguire per evitare tutto il picco di rischio di sviluppo di patologie di tipo cardiovascolare, quindi diminuire il sale, diminuire i prodotti raffinati, lo zucchero bianco, riprendere i prodotti integrali o comunque sia meno lavorati possibile, quindi io consiglio sempre, per buttarla lì, il cereale in chicco anziché il prodotto derivato da quel cereale stesso, quindi molti chiedono ma la pasta di riso va bene? Sì, va benissimo, però indubbiamente il riso in chicco è sempre meglio, così come il farro, l'orzo, dico tantissimi altri cereali, dico noi in Mediterraneo siamo abituati, specialmente in Sicilia, perché la Sicilia era il granaio dell'impero romano, siamo abituati a mangiare tantissimo grano, dico ma esistono tantissime varietà di cereali che noi potremmo inserire e dovremmo inserire nella nostra dieta e poi tutto quello che è similare sotto il profilo diciamo, di composizione come per esempio i legumi e altro. Bene, ritorniamo a quello che abbiamo parlato prima, Sergio, ovvero allo sport e a tutto, insomma, anche all'incontro che avete avuto con la scuola. So che ci hai portato un filmato, di cosa si tratta? Questo è un videoclip musicale, è praticamente la colonna sonora del nostro team. Noi siamo la Giant Team, che è una specie di acronimo, una sintesi del nome Agrigento Giant Team, quindi noi siamo il team del gigante che abbiamo utilizzato come simbolo appunto il telamone nostro famoso. L'anno scorso abbiamo realizzato con sempre la Legios League insieme con Andrea Vanadia che ha curato la parte del videoclip, un rapper agrigentino che è Andrea Jason Rader, lui si è occupato proprio in toto della parte musicale in sé per sé, dalla realizzazione della musica e anche delle parole del testo. Quindi è uscito fuori questo clip musicale dove praticamente spieghiamo tutto quello che ci sta dietro alla preparazione atletica dei ragazzi che praticano questo sport, i valori dello sport stesso, perché se si ascolta il testo della canzone diciamo, non bisogna trarre in inganno, perché la canzone dice stanotte vado in guerra, però in realtà c'è poco da combattere, cioè spiega appunto che il combattimento vero e proprio è con se stessi, con le proprie paure, quindi per superare i propri limiti, per migliorare la performance e poi spiega come anche, dicevamo prima, per l'autostima, insomma, per diciamo far prima, sì esatto. che sia la persona al centro di tutto. Esatto. Bene Piero, vuoi mandare questo videoclip? Grazie. Apro gli occhi e sono pronto, so già che darò parecchio. Prima del riscaldamento saluto il nemico nello specchio. Ci metto cuore e mani, vado avanti a sforzi immani. Voglio fare meglio di ieri, ma mai meglio di domani. Tra la fatica che mi sbrana e la vista che si sgrana, traccio una meta lontana su ste nocche di ossidiana. Non c'è spazio per due tigri fuori dalla mia savana. Il vero valore di un incontro è senza pubblico campana. E sì che do tutto me stesso, non può essere altrimenti. Senza dubbio compromesso ci puoi perdere altri denti. E il credo che professo e devozioni conseguenti. Non puoi chiamarci atleti quando siamo combattenti. E il fatto che non hai idea di quanti valori siano reali. E il rispetto che si crea tra due validi avversari. Non mi importa chi tu sia, perché lasciarsi di sotterra l'adrenalina mi afferra.
stanotte vado in guerra. A Giant, stanotte vado in guerra. Lei Joe Steve, stanotte vado in guerra. A Giant, stanotte vado in guerra. Lei Joe Steve, perché stanotte vado in guerra. A Giant, stanotte vado in guerra. Lei Joe Steve, e io stanotte vado in guerra. A Giant, stanotte vado in guerra. Lei Joe Steve, stanotte. Qualunque debolezza resta fuori dalla gabbia. Sta a tempra, non si spezza per quanti problemi abbia. Canalizzo la mia rabbia su ogni colpo che si scambia. Trasformo la paura nella forza più caparbia. Non permi la mia furia, non conosci le mie skills. 1000 pomeriggi passati tra shadow box e drills. Ormai gusto lentamente ogni secondo al cardiopalmo. Tra le movenze più violente stoccato, sto calmo. E questa disciplina oltre lo sport addirittura. Poiché combattere è bellezza pura per la sua natura. Allenarsi oltre il limite liberando anche la mente. Se non combatti per qualcosa ti ritroverai con niente. Hai presente che si prova e capisci di che parlo. Cerca di colpire il bersaglio evitando di diventarlo. Quando vivi quegli istanti veramente importanti in cui sconfiggi il nemico che è dentro e poi quello che hai davanti. Stanotte vado in guerra. A Giant, stanotte vado in guerra. Lei Joe Steve, stanotte vado in guerra. A Giant, stanotte vado in guerra. Lei Joe Steve, perché stanotte vado in guerra. A Giant, stanotte vado in guerra. Lei Joe Steve, e io stanotte vado in guerra. A Giant, stanotte vado in guerra. Lei Joe Steve, stanotte. E non è nessuna opzione, serve forza e devozione. Diamo il meglio sotto pressione, giganti come Telamone. A vedervi però in realtà, Sergio, sembrate voi bull in questa cosa, no? Però poi nella riflessione si vede insomma che c'è anche il discorso del, come dicevi prima, dell'avversario e non del nemico. Ecco. Sì, infatti appunto non è un nemico, è semplicemente un altro concorrente della disciplina sportiva che va a competere con noi per vedere chi dei due praticamente e poi è lo migliore sappiamo insomma, che i dell'altro. rapper sono un pochettino più sì, poi ovviamente più, il contesto più crudi, ecco, chiamiamoli era così, un po' più buio, però abbiamo voluto concludere il video col tramonto e per spiegare praticamente quindi il ritorno alla luce e spiegare che è uno sport sì, dove si combatte da soli. Davvero, sì. Ci picchiamo davvero. Come il pugilato, insomma, ecco. Esatto, sì. I colpi si lavora con dei guantini più piccoli, ci sono anche delle leve articolari, degli stroncalamenti, quindi non tutti i colpi vengono settorizzati al viso e al busto. Però dico, fondamentale, come tendo ancora a ripetere nuovamente, è il rispetto. No, perché non vorrei che passasse magari un altro messaggio, assolutamente. No, è così. E poi l'importanza appunto del team, quindi il lavorare, allenarsi tutti insieme, perché pur essendo uno sport dove si combatte da soli all'interno della gabbia. Ma è uno sport riconosciuto, c'è scritto al... È uno sport, oggi è lo sport di combattimento più diffuso al mondo in realtà, quindi non tanto in Italia dove si sta praticamente muovendo oggi il movimento delle arti marziali miste, però nel resto del mondo, specialmente in America, è praticamente lo sport più venduto nelle pay per view e più visto in assoluto. Va bene, allora siamo quasi arrivati alla fine, volevo ancora coinvolgere un po' Marco Castelli, dicevamo di questa battaglia insomma dei genitori e come diceva prima l'associazione sia con la presenza di mamme e di papà per un proseguo più giusto e più naturale del dopo separazione. Esattamente. Dobbiamo tenere per esempio come spunto presente il fatto che già tanti anni fa, nel 2011, l'Ordine Nazionale degli Psicologi ha partecipato a una audizione in Senato per delle riforme di legge che si prospettavano in quel momento e ha specificato che a loro parere per i bambini, figli di genitori separati, è indispensabile mantenere un doppio riferimento come domicilio, quindi stanno bene, hanno dei benefici fisici e psichici davvero importanti se considerano equivalenti le case di papà e di mamma e quindi continuano a mantenere il rapporto con entrambi i genitori, con gli ascendenti, quindi con i nonni. Questo è un problema perché spesso succede il contrario. Quindi già in ambito scientifico questo è dimostrato già da tanto tempo. Chi si oppone a queste evidenze probabilmente lo fa per ragioni economiche, potrebbero essere anche addirittura utilizzati come strumenti, come
rivalse personali i bambini, e questo non deve mai avvenire. I bambini sono il futuro della nostra società, come si diceva anche poco fa per altre ragioni. Il loro benessere deve andare sopra di tutto, deve andare sopra gli interessi economici, sopra le vendette, le ripicche personali. I bambini devono essere tutelati da qualsiasi aspetto che non li riguarda. I bambini non riguarda la separazione dei genitori, anche se la subiscono, non riguarda l'assegno di mantenimento, non riguarda il fatto di avere 2 case e non una, perché se entrambi i genitori, e questo è importante, entrambi i genitori possono e vogliono prendersi cura dei propri figli, quindi hanno il tempo e la disponibilità di farlo entrambi, è bene, veramente sempre più urgente il fatto che possano stare con la mamma e con il papà per un tempo equivalente, se possono farlo entrambi. Se ci sono necessità diverse evidentemente si valutano, se ci sono problematiche particolari, situazioni di pericolo che sono eccezionali, e allora in quel caso bisogna tutelarli, questo senz'altro, ma in condizioni normali, che è la stragrande maggioranza dei casi, il loro benessere psicofisico consiste nel poter frequentare genitori, ascendenti, parenti, così come da ambo le parti, in maniera così equa esatto, così come avveniva prima della separazione, perché se prima della separazione mamma e papà, i nonni, i cugini, chiunque, venivano frequentati regolarmente, perché mai dopo la separazione questo non può avvenire più? Sempre che non ci siano problematiche particolari. In condizioni normali no. In condizioni normali, logico. Assolutamente, ma quindi se sono con cause che hanno determinato altre cose. Appunto. Calogero, da qui a un paio di mesi qual è il tuo prossimo step? Da qui a un paio di mesi ci tengo particolarmente a rimettere in efficienza la biblioteca comunale di Porto Empedocle. Porto Empedocle in questo momento abbiamo un po' di problemi col personale, perché Porto Empedocle non è un comune, a differenza di altri che ha centinaia di dipendenti comunali, un soprannumero. Porto Empedocle molti stanno andando in pensione. Ci sia tra effettivi che contrattisti? Soprattutto gli effettivi. Stanno andando in pensione, siamo un comune in dissesto, quindi non possiamo fare sull'immediato concorsi, però spero che si riesca a breve a uscire dal dissesto. Infatti il bilancio riequilibrato è già stato presentato, speriamo adesso che vada in consiglio per il Ministero, comunque entro l'anno speriamo di uscire, però sto lavorando su qualcosa che metta non solo i libri, ma che metta anche il personale, e creare un ambiente culturale, di creare la biblioteca di Andrea Camilleri non solo come polo. Ecco, il mio obiettivo è creare il parco letterario Città di Vigata su Andrea Camilleri. Su questo voglio lavorare, magari non ci vorranno 2 mesi, però primo obiettivo, oltre a quello della torre, è ricreare una biblioteca comunale aperta anche di pomeriggio. Su questo sto lavorando. Bene, siamo arrivati proprio alla fine. E alla fine ci sono i saluti, e come succede ormai da oltre 10 anni, il saluto di Target, lo dico ai miei gentili ospiti, è un po' particolare, ecco, non il grazie, arrivederci, tante belle cose, no, me lo dovete fare in maniera particolare, magari ognuno facendo un po' riferimento a quella che è la vostra attività, il motivo per il quale vi abbiamo invitato qui, quindi non lo so, con una citazione, una frase, un buon proposito, un pensiero. Comincio io. Cominci tu? Sì. Bene, perché no? Ma deve essere sempre positivo però, Carmelo. Assolutamente. Il bicchiere che non c'è qui è sempre mezzo pieno. Assolutamente sì. Carmelo Castronovo, presidente Ambi, sezione di Favara, grazie della tua presenza e della tua partecipazione. Grazie a voi per farmi parlare di questo argomento a cui tengo. Sì, però 30 secondi non è un intervento, no. È un saluto, Carmelo. Non arriva a 30 secondi, credo. Quindi, oltre dicevo al ringraziamento ai dirigenti scolastici che sono eccezionali, io volevo dire solo 2 frasi. Una è di Liliana Segre, che faccio mia, no alla violenza e soprattutto no all'indifferenza. Quando vediamo attorno a noi qualche cosa che pensiamo che non ci riguarda, non ci giriamo dall'altra parte, ma rendiamoci parte attiva. La seconda cosa è quella che volevo dire ai ragazzi soprattutto, è che col rispetto delle regole, che una società si dà, che si cresce. Senza il rispetto delle regole non si va da nessuna parte. Grazie a Calogero Conigliaro, assessore al comune di Porto Empedocle. Non so, in questo momento una frase particolare non mi viene. Ma un pensiero sì. Ma un pensiero sì. Il pensiero è quello di
intanto ci proviamo, magari miriamo anche all'impossibile, certi che almeno riusciremo nel possibile. Grazie a Marco Castelli e all'Associazione Minori in Primo Piano Onlus. Sì, noi auspichiamo e lottiamo e abbiamo un ottimo riscontro anche ad Agrigento in Sicilia affinché tutti i bambini, con i genitori uniti o separati che siano, possano continuare ad avere un contatto costante nel tempo per una sana crescita dei bambini. Grazie a Sergio Scordino, nutrizionista e vicepresidente Opes Agrigento. Grazie a voi, io volevo lasciarvi con il motto dei Legio Steam in Italia, che è Uscat di Finem, praticamente spinge e invita tutti a ricercare e a raggiungere gli obiettivi sempre fino alla fine. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.